Amici di Skate Italia, appassionati di hockey, ben collegati dal Paladante di Trissino per il nono turno e ultimo del Girone A di Coppa Italia. Questa sera di Serie 2, questa sera si affrontano Hockey Trissino contro Seregno. Un cordiale buonasera da Gabriele Pellizzaro. Come dicevamo, appunto, è l'ultimo turno del Girone A di Coppa Italia. Il Trissino arriva da imbattuta nelle ultime tre sfide, dalle ultime quattro sfide, e vuole concludere appunto il girone di Coppa Italia, il ritorno da imbattuto, mentre il Seregno deve ancora trovare la prima vittoria in questa stagione. Solamente un punto conquistato fino a qui nella prima giornata appunto di questo girone, nel 6-6 interno contro il Montebello, in una gara in cui la squadra di Mister Giaroni era sotto 6-1 ed è riuscita a rimontare fino al 6-6 finale. Il Tristino invece di Carlo Bertinato ha perso la prima gara proprio qui alla Paladante contro il Correggio per 6-4, mentre appunto stanno entrando gli uomini di casa, e poi la vittoria contro il Montebello per 7-4 dopo la sconfitta nel Derby della Valle di A2 al Palalido per 5 reti a 2, e poi le vittorie contro Seregno per 5-2, contro il Correggio per 4-3, la vittoria interna contro il Montebello per 6-0, e poi la settimana scorsa nel derby per 4-2 contro il Valdagno. E poi nella giornata di domani si concluderà questo girone con la sfida tra Montebello e Valdagno, mentre nel girone B il Roller Bassano ha battuto nell'anticipo 6-4 il Sandrigo, mentre questa sera si giocheranno Tiene Roller Bassano e Montecco Precalcino affronterà il Recoaro. Mentre si prendono gli applausi i protagonisti di questa sera, ricordiamo che proprio in questa serata ci saranno altre partite importanti anche per la Serie A1, con il Grosseto che affronta il Novara, il Viareggio ospita il Sarzana, e poi il big match tra Valdagno e Lodi, mentre nella giornata di domani i posticipi tra Bassano Forte dei Marmi e nel derby al Casamora di Castiglione appunto contro il Follonica, in un derby che manca in A1 dal 2009. E poi anche serata europea questa sera, con le prime partite del Trophy, USA Trophy, con il Giovinazzo, l'unica squadra italiana in campo questa sera, che affronterà tra un'ora i francesi del Levenden, mentre si stanno giocando le altre partite, con il Merignac avanti 8-5 sul Biasca, il Pully avanti 3-2 sul Valium, il San Just, la squadra spagnola, avanti 2-0 sul Poir Roller, ancora 0-0 tra Roubois e Wimmis, così come Plofragran e il Noisy Le Grand. Sarà Paolo Moresco il direttore di gara. Tra poco vedremo le formazioni scelte dai rispettivi allenatori. Ray Flaminio tra i pali per il Trissino, i due Tognetti in campo insieme a Edo Boscaro e Simone Ceretta. Per il Seregno invece Reggio a difendere la propria porta, con Tessarolo, Lazzari, Tremolada e Edoardo Febbo subito in campo. Quindi l'ex di gara Gioele Lazzari con la casacca numero 9. Nel primo possesso c'era avuto il Seregno, che ha tentato questo tiro dalla lunga distanza con Marco Tremolada, pallina alta, e allora primo possesso pulito in favore dei padroni di casa, con Andrea Tognetti che la appoggia per Edo Boscaro, rischia qualcosina, poi prova il piatto, è un passaggio in avanti
a trovare sul retroporta Frank Tognetti. Si ricomincia da Boscaro, Ceretta può prendere velocità il 47, stecca alta ma regolare, secondo Moresco, anzi no, il fallo l'ha commesso il Trissino in frazione di 5 secondi. Non dello stesso avviso la panchina trissinese. Punizione battuta. Tremolada si smuove, Lazzari in verticale seguito da Boscaro. Si ricomincia da Tessarolo. Fermato da Tognetti, ma solo per un attimo. Riconquista palla Gioele Lazzari e manda in avanti verso Tremolada. Tognetti arriva per primo, va da Simone Ceretta. Il blocco di Franco Tognetti, cerca la verticale il Trissino, chiude la propria porta a Reggio e allontana il pericolo. Tremolada in avanti a cercare e a trovare Lazzari, seguito da Ceretta. Il fallo lo commette il 47 trissinese, il primo fallo di squadra della serata. Punizione in favore del Seregno. Lazzari ci prova, Re Flaminio non si fa sorprendere sul primo palo. Lazzari, Ceretta dal fastidio, arriva anche Tognetti in raddoppio, riparte da solo Ceretta, ma c'è la buona chiusura da parte di Febo. Ma ancora Trissino in possesso con Tognetti, arriva Boscaro, forse c'è il tocco di Lazzari, poi Boscaro cerca di accelerare sul retroporta, recupera Tessarolo che si rifugia nella metacampo avversaria, gancio e poi ricomincia verso Febo. Sentite già le prime indicazioni di Carlo Bertinato, vuole ritmo alto da parte dei suoi. Sono passati solo 2 minuti di gioco, ancora 0-0 il risultato. Tognetti, salta Febo, prova il piazzato, la risposta da parte del portiere. Ora riparte il Seregno con Lazzari che lancia Febo in area di rigore. Febo, Re Flaminio si prende la scena, ora il contropiede c'era il Trissino guidato da Frank Tognetti, rientra, allarga per la conclusione da parte di Andrea Tognetti e la parata da parte dell'estremo difensore del Seregno Leonardo Reggio. Nella classe 2005, bravo a opporsi all'iniziativa dei gemelli Tognetti. Ancora adesso ci prova Andrea Reggio, in qualche modo riesce ad allontanare il pericolo il Seregno che ora imposta con Gioele Lazzari che alza la testa, trova Tremolada, aspetta i movimenti in avanti di Febo, va da fastidio e lo fa bene Boscaro che poi lancia Andrea Tognetti, alza la testa il 9 e ricomincia da Frank Tognetti. Boscaro, Tognetti in diagonale a trovare Ceretta, cerca di scardinare la difesa del Seregno. Ora il Trissino gioca largo, la squadra allenata da Carlo Bertinato. Ceretta, Boscaro, lato corto dell'area, Lazzari si fa sentire, contatto, tutto buono secondo Moresco. Allora riparte il Seregno, potenziale 4 contro 3 con Tessarolo che l'appoggia verso Lazzari, prova la conclusione sporcata dalla stecca di Ceretta. Ora sbaglia in fase di impostazioni il Seregno, ma rimane comunque in possesso con Febo. Lazzari, rovescio, è forse un assist, Tremolada l'appoggia per Febo che prova la conclusione sul primo palo, troppo alta da parte del 36. E allora imposta Tognetti, salta l'uomo, alza, schiaccia, manca però la battuta, il tiro. Frank Tognetti che poi va a prendersi questa palla, pallina per Boscaro che da pochi passi spara alto, buona chance per il Trissino che rimane alta in pressing e ruba palline pericolose.
Tognetti e Ceretta sul punto di battuta. Boscaro, blocco di Tognetti, Boscaro rientra, si chiude bene però la difesa biancoverde. Pallina veloce in avanti con Tremolada che fa da pivot. Febo, altra conclusione, era un assist per Tessarolo che da pochi passi non è riuscito a spingere in rete il potenziale vantaggio. Ora Tognetti rischia qualcosa su Lazzari, allarga ora verso Frank Tognetti, una finta, Tognetti, gli rimane in canna il colpo, però il fallo c'è ed è punizione dal limite, come facendo il direttore di gara. Boscaro e Ceretta insieme a Andrea Tognetti sul punto di battuta. Frank Tognetti invece di dare fastidio al visuale di Reggio, prova Ceretta, Reggio se la trova lì, mi lascia palla poi sulla stecca di Lazzari. Eccolo il primo cambio della gara, fuori Tessarolo ed entra con il numero 30 Vaghi per il Seregno. Ceretta, retroporta, ora sull'angolo raddoppiato, riesce ad andare verso Frank Tognetti. Appoggio all'indietro, prende spazio Boscaro, si difende dentro la propria tre quarti il Seregno. Tognetti si deve mettere in proprio, c'è la secca di Tremolada, arriva in corsa Boscaro che fa proseguire l'azione sulla sinistra. Vaghi elude l'intervento Boscaro, poi pallina arretrata, Tognetti allarga verso il fratello, Ceretta sul retroporta, deve andare a concludere il Trizzino, ci prova Ceretta, pallina che rimane lì, Tognetti in girata e poi la pallina che finisce sulla stecca di Lazzari. Tremolada, dà fastidio Tognetti a rubare palla, buona l'azione del Trissino che si prende anche gli applausi dal proprio allenatore. Ora Ceretta taglia il campo, il gancio di Tognetti non porta i suoi frutti e recupera Lazzari per i suoi. Giocatore chiave di questo Seregno, Gioele Lazzari, sempre il primo a impostare il gioco per i suoi, abbiamo visto anche con la maglia del Trissino lo scorso anno. Boscaro, Tognetti, forse aspetta troppo per allargare il gioco Andrea. Ora costretto a impostare a 4 la squadra di Bertinato con Frank Tognetti che fa da pivot sul retroporta. Andrea Tognetti è un piatto che Reggio vede partire e allora riesce a parare. Velasquez, anche lui appena entrato, c'è la spinta di Boscaro, irregolare secondo il direttore di gara. E poi Reggio ne approfitta per andare a pulire la propria visiera quando sono passati 6 minuti e 40 di gioco. Ancora 0-0 il risultato, un buon Trissino che continua a spingere, ma la difesa del Seregno in questi primi minuti ha tenuto testa. Pallino attaccato dal direttore di gara e quindi si ricomincia. Vaghi sul retroporta a cercare proprio Velasquez, il cugino del Kaku, portiere del Monza. Conclusione della distanza e un assist per Vaghi in area di rigore, con una mano non è riuscito a battere a rete. Riparte ancora da dietro il Seregno con Lazzari, salta Boscaro, Lazzari alza, schiaccia e riesce a parare lei Flaminio, poi riparte il Trissino guidato da Ceretta, allarga per Boscaro, non si chiude il triangolo, buona la difesa in questo caso del Seregno, poi Febbo aggancia la sfera e riesce a impostare. Tognetti, spazio per lui, entra, la alza e poi ha tentato il tocco a scavalcare Reggio, non ci riesce, rimane sempre alto in pressing il Trissino. Ceretta al limite, non va alla conclusione
di prima si arrabbia Carlo Bertinato. Ora porta palla Velasquez, si allarga sulla destra, viene chiuso da Tognetti, cerca il tunnel, non si passa. Bravo il difensore del Trissino. Tognetti, conclusione, respinta, Lazzari male. È entrato ora Fortuna per il Trissino, ecco qui il 95, appoggia verso Ceretta che prova il piatto, respinto dai gambali di Reggio. Ancora Lazzari, in verticale. Febbo prende bene lo tempo e lo spazio a Ceretta, poi Tognetti non riesce a sua volta a ripartire. Ceretta deve saltare anche Tognetti. Appoggio verso Frank. Ora sull'angolo. Pressato, riesce a vincere il contrasto Velasquez, potenziale 2 contro 2. Velasquez prova il respinto sui gambali di Tognetti. Contropiede del Trissino con Tognetti che sbaglia il momento del passaggio verso Luca Fortuna. Poi si prende il tunnel, prova la conclusione. Murato, serie di rimpalli, confusione, poi Fortuna cerca il tapping da pochi passi. Non gli riesce, sempre alto in pressing il Trissino. Fortuna in area di rigore, ne esce Febbo, no, perché arriva Ceretta che la piazza. Ancora la parata da parte di Reggio e poi saggiamente la squadra ospite chiama il time out per interrompere il buon momento del Trissino, che continua a premere però senza trovare la via del gol. Tognetti, ora lo spazio per il piatto, respinto da Reggio. Ora Frank a lottare con Febbo, gira palla per il fratello Andrea, punta ancora Andrea Tognetti, chiusura perfetta da parte di Lazzari, pallina che si alza, Velasquez la mette giù, può far ripartire i suoi serie di ganci da parte dell'argentino, poi allarga verso Vaghi. Velasquez, c'è il fallo di Ceretta sotto gli occhi increduli di Carlo Bertinato ed ecco infatti il primo time out della gara arriva al 10º, chiamato da mister Alberio. Suona la sirena e allora si ritorna in campo con un cambio tra le file di mister Alberio, in quanto è entrato con la fascia del capitano Mauro Piazza. Lui finora 2 gol, entrambi contro il Montebello nella prima giornata, di cui uno su rigore. Vaghi prende bene il tempo a Tognetti che poi recupera. Poi pallina che va sull'angolo, arriva Frank Tognetti, deve lottare e poi pallina che finisce sulla stecca di Ceretta. Ora in pressing è il Seregno. Tognetti allarga e cambia campo per il fratello Andrea, pressato, riesce comunque a passare, resiste alla carica di Velasquez e poi Febbo appoggia proprio per Velasquez, c'è la diagonale ma c'è la chiusura da parte di Frank Tognetti, poi Fortuna appoggia per Ceretta e poi al 95 non controlla bene palla ma insiste e ricomincia da Tognetti. Ceretta, si chiude il Seregno, deve ricominciare da dietro il Trissino. Tognetti, eccolo il piatto che colpisce Febbo e stoppa sfera, pronto a entrare Lanaro al posto di Tognetti. Piazza,
in avanti verso Febbo, eccolo Lanaro subito in contrasto, si fa saltare Lanaro, Re Flaminio riesce a schermare il tentativo del Seregno. Velasquez, Piazza, alza la testa il capitano e poi gioca verso il compagno. Lanaro recupera, appoggia verso Fortuna, sotto gamba per far partire Fortuna. Ceretta, Lanaro attende forse troppo il 27, usa un calcio per dare palla lontana. Tognetti recupera, c'è Lanaro libero nel mezzo, c'è anche la stecca però di Reggio. Poi Ceretta, Tognetti, confusione ora in campo. Velasquez a fare la sua, deve saltare Ceretta, cerca il sottogamba, il raddoppio perfetto da parte di Frank Tognetti. Punizione già battuta, veloce del Trissino con Ceretta, c'è dall'altra parte Fortuna, però c'è l'intervento da parte di Vaghi. Mentre ora i cambi di effetto anche il Seregno con il rientro in campo da parte di Tessarolo. Piazza, rovescio respinto, arriva Ceretta solo per un attimo. Ancora Piazza si fa sentire con le mani, Frank Tognetti riesce ad andare da un compagno, Lanaro deve lottare, pallina sull'angolo e recuperata da Piazza. Vince il contrasto con Lanaro che poi lo stende e commette fallo, già 4 il Trissino, ancora 1 il Seregno. Piazza, Velasquez non chiude il triangolo perché c'è la stecca di Lanaro che lancia Boscaro, vuole il rovescio, Reggio la vede partire, poi Fortuna con una mano non riesce a ribattere a rete, ora addirittura in 3 i giocatori del Trissino a lottare per conquistare palla. Boscaro, Lanaro, ancora Boscaro, Tognetti, serie di finte, tutto chiuso il Seregno, deve girare un po' vuoto il Trissino, poi c'è il contatto tra Piazza e Boscaro, falloso secondo Moresco. Tognetti, lo scontro quasi faccia a faccia tra Boscaro e Tessarolo, poi Lanaro anticipa Velasquez, è bravo poi a rifare la sua, ancora Lanaro, poi il recupero, attenzione il fallo da parte di Fortuna. Velasquez in avanti, la triangolazione non si chiude, Vaghi, Boscaro in anticipo, Tognetti a farla passare, ancora Boscaro, Piazza, Vaghi, confusione in campo, il Trissino fatica un po' a trovare spazio al centro, ora Lanaro si mette in proprio, pressato, riesce comunque a passare il 27 a girare palla verso Tognetti. Inserimenti di Fortuna, servito e cercato e poi in qualche modo Reggio riesce a tenerla fuori dalla propria porta, ma stava un tocco in più a Luca Fortuna per trovare il gol del vantaggio, bravo e reattivo invece Leonardo Reggio. Lanaro, piatto, ancora Reggio, Boscaro, Reggio ancora, si sta prendendo la scena il portiere del Seregno con 2 interventi decisivi nell'ultimo minuto. Ora entrambi gli allenatori fanno dei cambi, era entrato Andrea Tognetti così come Gioele Lazzari per il Seregno. Eccolo qui il 9, non riesce a uscire
dalla propria metà campo, e allora ulteriore possesso tristinese a 10 minuti nel termine del primo tempo. Punizione sull'angolo alta dell'area di rigore, tocca male però Lanaro per Boscaro. Allora il contropiede, Velasquez trova Tessarolo che di prima intenzione non riesce a girarla in porta. Chance per il Seregno da una punizione in favore del Trissino, sicuramente qualcosa da rivedere per l'attacco trissinese nell'ultima circostanza. Attenzione ora, Velasquez riesce a passare, ancora Velasquez su Tognetti, fa quello che vuole Santiago Velasquez, poi il fallo dal limite dell'area. Grande giocata tecnica individuale per Santiago Velasquez, il classe 2003, ex giocatore del Banco Hispano, dopo essere cresciuto nel Social San Juan. Ora per il Trissino è entrato anche Ciambetti con la casacca numero 6, classe 2010. Parte Boscaro, occupa l'area di rigore proprio Ciambetti, che tra l'altro è andato a segno nella gara di andata proprio contro il Seregno, nell'unico gol in Serie 2. Tognetti prova il piatto sul primo palo, si arrabbia Bertinato in panchina, ma ancora Tognetti in possesso, raddoppiato, si alza la sfera, la mette giù il 9, subisce anche fallo. Bravo a mantenere il possesso alto il numero 9 di Breganze. Fortuna e Ciambetti sul punto di battuta. Fortuna. Contatti tra Ciambetti e Tessarolo, ricomincia da dietro con Tognetti. Vuole il piatto Andrea, riesce a farne fuori due, poi la alza per Fortuna che deve solo spingerla dentro, non ci riesce. Poi bravo Tessarolo a farla passare, si chiude il triangolo con Velasquez, Tessarolo è nel mezzo, arriva come un treno Edo Boscaro a farla sua e a chiudere una triangolazione potenzialmente pericolosa del Seregno. Pronti altri cambi per Bertinato. Boscaro sotto gamba, cade sul contatto con Velasquez, tutto buono. Tognetti, si alza il Seregno, Boscaro ancora contatto con Velasquez, regolare. Ciambetti sull'angolo, arriva Tessarolo, arriva Fiazza, 2 contro 1, riesce a farla passare solo per un attimo Ciambetti, poi la recupera Gelle Lazzari che accende il motorino. Da questa parte c'è Tessarolo, ma chiude tutto Boscaro. Allora potenziale il contropiede del Trissino, guidato proprio da Boscaro che prova la conclusione. Reggio con il gambale lo alza e riesce a parare. Poi Fiazza rischia tanto, perde palla, recupera Fortuna, l'appoggio verso Boscaro, ancora Boscaro per Fortuna che di prima intenzione non riesce ad andare, chiusura di Lazzari. Ora il Trissino preme per tenere la squadra fresca, entra un giocatore ancora tecnico fuori Boscaro ed entra Ceretta. Prova il 47, la respinta con il guantone di Reggio, fa partire il contropiede con Fiazza in possesso, la triangolazione, pallino che rimane lì, Re Flaminio, questa volta è lui a salvare il risultato. Lazzari, sterza, alza la testa, deve impostare il 9, lascia palla a Tessarolo, pallina in avanti verso Febbo, c'è Ceretta, lo tiene lì con la mano sull'angolo, 1 contro 1, si alzano le stecche, si alza la battaglia, arriva anche Fortuna e il Trissino ne esce vincitore. Tognetti vuole il tunnel, Tognetti, la chiusura di Lazzari, contatto ancora buono, proteste da parte del Trissino, porta palla a Fiazza. Ora animi che si accendono in questo finale di primo tempo. Febbo, l'appoggio verso Lazzari, la perde, allora recupera Ciambetti. Ciambetti pensa per un attimo ad andare alla conclusione, va da Tognetti, ora lui c'era il potenziale tiro, respinto ancora dai parastinchi avversari, poi contatti tra Fiazza e Ciambetti, regolare. Arriva Tognetti, arriva Fortuna a lottare e poi Febbo appoggia all'indietro, Fiazza verso Lazzari, prende campo su Ceretta,
Lazzari la alza, la schiaccia, ma ci sono i gambali di Flaminio, poi bravo Tognetti, 3 contro 2, tanto spazio per Ceretta, servito Ciambetti ma sbaglia il momento del passaggio, il 47. Tristino ancora in possesso, Ciambetti tenta la conclusione forte sul palo lontano, poi Ceretta a lottare con il 36 del Seregno che recupera. Febbo, è un tiro verso la porta di Ray Flaminio dalla propria area di rigore, praticamente è andato alla conclusione il 36. Ora Ciambetti, pallina che praticamente era uscito dal campo, e il time out chiamato da mister Alberio al 5:21 nel termine del primo tempo, ancora a reti bianche. Si ricomincia, possesso Seregno ora con Tremolada, appena rientrato in campo il 33. Lazzari, Velasquez, fa sentire Tognetti, ora Tremolada, si chiude il triangolo, poi Ciambetti appoggia per Ceretta, 1 contro 1, Ciambetti alza e schiaccia di Ceretta, scusate, la gran parata ancora di Reggio, che mantiene la partita sul pari. Tremolada porta male palla, poi Tognetti la fa passare, Ceretta, c'era Ciambetti completamente solo da questa parte, infatti si arrabbia anche Bertinato in panchina, deve giocarla in avanti il Seregno. Tremolada, Lazzari, Tremolada alza la testa, è un piatto, poi Velasquez, Ceretta la fa passare, Tognetti, Ceretta sterza perché il Seregno si è già ricompattato nella propria tre quarti, e allora Tristino costretto a impostare. Ciambetti sguarda al centro a cercare il taglio di Ceretta. Il Seregno non perde tempo, va nella metacampo avversaria con Lazzari, seguito da Ciambetti, poi il recupero ancora di Tognetti, allarga verso Ceretta, ancora l'ennesima chiusura buona centralmente da parte del Seregno. Tristino sta usando molte energie per trovare il vantaggio, sicuramente buoni interventi di Reggio non hanno reso facile la vita agli attaccanti trisinesi. Quella partita che è ancora ferma sullo 0-0, mentre nelle piste di A1 qualche risultato si muove, con il Grosseto avanti 1-0 sul Novara e 1-1 tra Valdagno e Lodi. Tognetti, poi Tremolada, ma la stecca è alta. Mentre nelle altre piste di A2 nel girone B, ma attenzione intanto a Boscaro. Boscaro salta tutti e poi spara alto da un angolo difficile.
Ancora un'altra grande chance per il Trissino. Ora Velasquez si deve mettere in proprio, c'è il contatto di Ceretta, irregolare secondo Moresco, e il Trissino sale a 7 falli. Ceretta non è d'accordo con il fischio di Moresco, facendo che secondo lui Velasquez si sia lasciato andare. Eccolo qui ancora il numero 2 che ora perde palla. Tognetti, non c'è nessuno che gli vada incontro per fare un blocco e allora deve arrangiarsi e giocare con il fratello Andrea, che scatta. Ancora Andrea Tognetti, sempre palla troppo larga da parte del Trissino. Manca un po' di cattiveria sotto porta. Boscaro e Ceretta. Stringe Frank Tognetti. Ancora Ceretta sulla retroporta, raddoppiato da Febbo. Poi la stecca di Velasquez. E poi Febbo, ancora Ceretta che se la va a riprendere. Poi l'alza e schiaccia. E il recupero. Poi di Velasquez. Baghi. In avanti a trovare Tremolada. Attenzione all'inserimento da parte di Febbo. La chiusura in qualche modo di Tognetti, ma ancora il 36 del Seregno in possesso. Tocca all'indietro per Velasquez, prende bene il tempo, si allarga sul rovescio. Poi buona la chiusura doppia del Trissino. Poi Ceretta recupera, mentre è rientrato Fiazza per il Seregno. Cerca di girare palla velocemente ora il Trissino. 1 minuto e 20 al suono della sirena. Boscaro di prima intenzione, stavano per scadere i 45 secondi. Vaghi a trovare Tremolada. Usa bene il fisico il 33, si appoggia all'indietro da Velasquez, raso terra, pericoloso, respinto dalla difesa del Trissino. Tognetti arriva a prendersi la palla, stringe Boscaro, poi Tognetti fa salire i suoi e imposta. Tognetti deve andare sulla destra, Tremolada con le sue lunghe leve riesce a dare fastidio, poi Boscaro di prima, ancora Leonardo Reggio, ma il Trissino adesso sta sbagliando troppi gol sotto porta. Tremolada, ultimi 30 secondi del primo tempo, attenzione all'inserimento di Fiazza, chiude Boscaro, poi Tognetti, ultimo possesso, probabilmente ce l'avrà il Trissino. Ceretta, Tognetti, eccolo il piatto con Frank Tognetti che è venuto fuori bene dal retroporta. E allora vediamo se Ceretta va all'ultima conclusione. È partito Ceretta, però termina il primo tempo 0-0 il risultato. A un buon Trissino in attacco risponde a una difesa arcigna del Seregno. Ancora 0-0 il risultato. Ora qualche minuto di pausa e poi il secondo tempo tra Trissino e Seregno.
Ricollegati dal Palladante, pronti per il secondo tempo tra Ok Trissino e Seregno, nono turno del girone A di Coppa Italia, ancora 0-0 il risultato, con un Trissino che ha sicuramente attaccato di più, trovando però una difesa arcigna del Seregno. Ottimi gli interventi di Reggio, buona la difesa della squadra messa in campo da Alberio, forse un po' imprecisa in zona d'attacco invece il Trissino, che ora riparte sempre con Ray Flaminio in porta, Ceretta, Boscaro e i due Tognetti. Dall'altra parte sempre Reggio a difendere i pali insieme a Vaghi, Tessarolo, Fiazza e Lazzari. Ceretta porta palla al 47. Ceretta, Tognetti, ancora il 47, prende velocità ma non riesce a saltare Vaghi. Ora lotta sull'angolo con Lazzari, ad averla meglio è il Seregno con Tessarolo. Prova la conclusione respinta dal pattino di Andrea Tognetti. Non riesce a metterla giù Vaghi. E allora Frank Tognetti ha sulla propria stecca un ulteriore possesso. Boscaro. Recupera Tessarolo per il Seregno, arriva da dietro Tognetti, poi e Ceretta, e allora ancora una volta Andrea Tognetti a recuperare per i suoi. Poi allarga il gioco verso Ceretta, che occupa adesso l'area di rigore. Tognetti stringe Boscaro, scende sulla destra Frank Tognetti, ricomincia da dietro da Andrea, prova il piatto, poi la deviazione sotto porta di Frank Tognetti, pallina alta però. Ora Tognetti recupera, non riesce a servire di prima intenzione Ceretta, arriva bene a rimorchio Boscaro, che poi deve allargarsi sul pressing di Tessarolo. Arriva anche Lazzari a dare fastidio, 2 contro 1 vinto da Lazzari. Bel contrasto tra Boscaro e il 9 del Seregno. Ancora Boscaro, la lascia passare, Ceretta la fa sua. Frank Tognetti trattenuto, Boscaro vistosamente, anche come facendo Bertinato in panchina. Punizione in favore dei padroni di casa. Prende spazio Andrea Tognetti, riesce a passare Tognetti, Reggio proprio di riflesso è riuscito a parare. Ma la prima incursione del Trissino di questo secondo tempo. Ancora Tognetti sulla destra, occupa l'area di rigore Ceretta, prova Frank Tognetti, il tiro viene sporcato dalle stecche avversarie. Ora Tessarolo in possesso, alza la testa il 7, deve uscire dalla propria metà campo e non ci riesce, ma solo in parte, in quanto Frank Tognetti ha recuperato. Il Trissino sta dominando questa partita sia in possesso sia a livello di conclusioni. Il Seregno tutto chiuso nella propria tre quarti, ma la squadra di casa fatica a trovare la via del gol. Ora Ceretta, pallina che finisce sulla stecca di Vaghi, che passa su Boscaro, poi deve ricominciare da dietro. Lazzari, lato corto dell'area di rigore, Lazzari, poi pallina che rimane lì, Ceretta che, scusate, Tognetti che quasi frana su Ray Flaminio, bravo poi a rialzarsi e a parare la conclusione degli avversari. Tessarolo regala palla di fatto a Frank Tognetti, e poi si aiuta con Boscaro a uscire dalla propria metà campo. Tognetti cercato, Boscaro ancora una volta Reggio a metterci il guantone, piazza il contratto e qui vediamo, sì, è rigore in favore del Trissino. Il contatto tra Vaghi e Tognetti, qua ingenuità da parte del difensore bianco-verde Tessarolo, andare al contrasto con Tognetti. E allora episodio chiave della gara,
Se ne incarica Francesco Tognetti contro Leonardo Reggio al quarto minuto del secondo tempo. Il Trissino ha una grande occasione, si attende il fischio di Moresco. Parte Tognetti, la finta, Tognetti alza, schiaccia e in qualche modo Reggio, ma che gran parata ha fatto Leonardo Reggio, si rimane sullo 0-0. Ottima parata da parte del classe 2005. Ora Ceretta, pallina alta di un nulla, ma che gran parata ha fatto Leonardo Reggio. È stata anche buona l'esecuzione da parte di Tognetti, ma nel recupero praticamente della posizione Reggio è riuscito a mantenere la palla fuori dalla linea di porta. Qui attenzione a Vaghi che riesce a prendere bene il tempo a Ceretta. Poi ora sull'angolo, attenzione alla conclusione tentata da Velasquez e la parata di Re Flaminio. Piazza dalla distanza Re Flaminio, ancora Vaghi in area di rigore. Usa il corpo il 30, pallina nel mezzo, ma la sfera è stata toccata da terra. Boscaro. Tognetti, alza e schiaccia, ancora Reggio. Velasquez la appoggia, deve uscire dalla propria metà campo Santiago Velasquez, arriva Boscaro a dar fastidio. Il pressing è però falloso e poi muso a muso tra Lazzari e Boscaro, il cartellino blu a Edo Boscaro. È rimasto a terra anche Santiago Velasquez sull'ultimo contrasto. Una botta alla tempia, penso, per il numero 2 argentino, e allora il Trissino si trova in inferiorità numerica dopo il cartellino blu sventolato a Edo Boscaro. Quattro contro 3 per 2 minuti in favore del Seregno. I due Tognetti e Ceretta a difendere per questi minuti intensi. Ora la stecca di Re Flaminio, parte Frank Tognetti, si trova tutta la difesa del Seregno contro di sé, porta la palla più lontana che può, poi si prende anche una buona punizione per tenere la palla più lontana dalla propria metà campo. Tognetti, Ceretta, gioca a 3 logicamente il Trissino. Andrea Tognetti in mezzo a 3, non deve rischiare, ora va sull'angolo e Lazzari recupera. Bravo poi Tognetti a tornare velocemente. Tremolada, Lazzari, Tessarolo, ancora Lazzari, il blocco di Fiazza, Tessarolo, la conclusione, Re Flaminio la tiene lì, poi Tognetti, c'è Tremolada su di lui, Ceretta cerca di passare, lo fa bene su Fiazza, ancora Ceretta cerca di passare, il contatto irregolare ed è ulteriore rigore in favore del Trissino. Stecca contro stecca, secondo Paolo Moresco, e allora ulteriore rigore per il Trissino. Questa volta se ne incarica Luca Fortuna. Questa stagione non ha ancora tirato un rigore il 95 trissinese. Parte Fortuna, Suerte, la parata da parte di Reggio e ancora si rimane sullo 0-0. Buono il gancio da parte di Fortuna.
ma altrettanto bravo Reggio in pantaglia a dire di no al classe 2008 trissinese. E allora il Seregno prende fiducia, attenzione alla conclusione di Tessarolo, doppia parata di Re Flaminio e l'ingaggio a 2 fischiato da Moresco. Ci è andato vicino anche il Seregno in questa circostanza. Fortuna, attenzione a Tognetti che è scattato, servito in corsa Frank Tognetti e ancora Leonardo Reggio a calare la saracinesca. Riparte il Seregno con Tremolada, trovata la conclusione, la parata da parte di Re Flaminio, forse la traversa. Ora Tognetti, finta il rovescio, occasione per il Trissino, enorme sulla stecca di Tognetti, fenomenale Leonardo Reggio, ma altrettanto bravo invece Re Flaminio nella ripartenza bianco-verde, mentre è rientrato Ceretta e quindi si ripristina il quarto esterno per il Trissino. Qui proprio Ceretta sbaglia il tocco per lasciare spazio ad Andrea Tognetti. Fiazza sbaglia anche lui e allora Andrea Tognetti. Da questa parte c'è il fratello Francesco servito, serie di contrasti. Tessarolo la fa passare per Tremolada, a spazio il 33, stringe invece Tessarolo, ancora Tremolada, serie di finte, poi Tognetti non fa partire velocemente i suoi, preferisce gestire e calmare le acque. Tognetti si allarga lo spazio e la parata da parte di Reggio, forse doveva andare al piazzato. Ora la conclusione tentata da Ceretta, respinta da Reggio, poi Fiazza cerca di farla passare per Lazzari, pallina sull'angolo, cerca il gioco di prestigio, Gioele Lazzari viene raddoppiato da Fortuna e Tognetti. Ora time out chiamato da mister Alberio. 16:42 al termine della gara, sempre 0-0 il risultato. Colloquio tra Moresco e i giocatori del Seregno. Ora si riparte con il Trissino in possesso con Simone Ceretta. Scende sulla destra il 47, palla rimorchio verso Andrea Tognetti, allarga per il fratello, ancora Frank Tognetti nel schiaccia, la parata di Reggio, poi contrasto, tocca da terra Frank Tognetti, punizione battuta velocemente. Tessarolo, blocco di Fiazza, lo sfrutta, si chiude, no, perché c'è il fallo da parte di Ceretta, vuole il tiro diretto Mauro Fiazza in quanto era secondo lui davanti a Re Flaminio, quindi ultimo uomo. Anche Velasquez a protestare, non dello stesso avviso Paolo Moresco. Il Trissino sale a 8 falli di squadra contro i 3 del Seregno. Punizione battuta e respinta da Re Flaminio, poi Velasquez, bella la finta di corpo per saltare Luca Fortuna, poi l'appoggio di fatto da sfera sulla stecca di Tognetti. Fortuna, Ceretta, retroporta, Tognetti
Scende sempre sulla destra ancora Frank Tognetti, innalza e schiaccia. Aveva fatto tutto bene, poi è mancato un po' di precisione nel momento della battuta. Lazzari, bella la giocata ma non efficace. Fortuna retro della porta, deve andare da Ceretta, eccolo qui il 47 ora in possesso, il taglio sul secondo palo di Luca Fortuna che non trova la spizzata giusta per vedere in porta la possibile vantaggio. Attenzione a Velasquez, non passa la sfera, contropiede del Trissino con Fortuna che appoggia verso Ceretta sotto gamba e poi si ricomincia da Andrea Tognetti. Scende sulla sinistra, attaccato da Tessarolo, bella la sterzata, ancora Tognetti, lo scarico sul fratello. Si chiude bene il Seregno, sempre gioco laterale del Trissino, ci prova Ceretta, tentando l'alza e schiaccia veloce, pallina però è alta. Fuori piazza, rientra Tremolada. Pronto anche Boscaro per il Trissino. Velasquez. Cerca di passare l'argentino, ma c'è la chiusura da parte di Tognetti. Prestato da Velasquez, arriva anche Tessarolo che salta Frank Tognetti solo per un attimo, poi c'è il raddoppio di Ceretta. Tremolada sul retroporta, cerca di prendere in controtempo Re Flaminio senza riuscirci. Insiste il Seregno. Vaghi gioca con Tremolada, riesce ad andare poi da Tessarolo, poi rimane a terra Velasquez su un contrasto probabilmente con Ceretta. Viene chiamato in campo i medici. Un colpo forse al costato per Santiago Velasquez, mentre esce Frank Tognetti, al suo posto Edo Boscaro. Poi si rialza con le proprie gambe Santiago Velasquez, ancora protestando. Al suo posto Mauro Fiazza. Mentre in campo europeo il Giovinazzo è avanti contro il Levenden per 2-1 grazie alla doppietta di Federico Mura, che sta rispondendo al momentaneo vantaggio segnato da Nathan Geflo. Ancora colloqui tra Moresco e i giocatori del Seregno, pronti a battere la punizione il Trissino con pressing alto di Tremolada. Tognetti, bello il tunnel su Tessarolo. Tognetti la piazza, però da un angolo pressoché impossibile. Poi Fortuna recupera, Reggio, poi cade Fortuna, Tremolada riesce ad andare in qualche modo dal compagno. Tessarolo deve uscire dalla metà campo, infatti scadono i secondi di gioco passivo. Chiama la calma sulla panchina bianco-verde il direttore di gara. Ceretta, Boscaro, piatto praticamente senza guardare. Di fatto un possesso regalato. Piazza, si chiude il triangolo e la conclusione da parte di Tessarolo. Disattenzione gigante in questo caso della difesa del Trissino, del fallo di Tessarolo su Ceretta. Tognetti ha un po' di spazio, non passa su Piazza. Ceretta ancora, serie di finte, viene
Recuperato da Tessarollo il Seregno, però fatica ad uscire dalla propria metà campo. Boscaro. Sempre sulle zone laterali il Trissino. Ora Tognetti ha spazio per il piatto, forse il casco di Reggio. E poi il quinto fallo del Seregno. Mentre Reggio va a pulire la propria visiera, aiutato da Lorenzo Uboldi. Nelle altre piste invece il Tiene è avanti 2-1 sul roller Bassano, così come il Montecchio Precalcino sul Recoaro, mentre in A1 il Valdagno chiude in vantaggio il primo tempo 3-2 sul Lodi. Grosseto invece avanti sempre 1-0 sul Novara, ancora 0-0 invece tra Viareggio e Sarzana. Si ricomincia, Tricino in possesso. Boscaro alza e poi arriva la schiacciata. Il fallo l'ha commesso Edo Boscaro e quindi il Trissino sale a 9. Lazzari, Fortuna non riesce a mettere giù la palla, arriva Tremolada, cerca di passare, ma buona la chiusura da parte di Re Flaminio. Tognetti, Ceretta, chiuso Tremolada, attenzione al contropiede di Vaghi, c'era stecca alta da parte del Seregno, non ravvisato da Paolo Moresco. Dall'altra parte c'è Boscaro, chiude ancora Piazza, attenzione ancora il Seregno che attacca con il 3. Poi il time out chiamato da Bertinato. Tognetti, Ceretta, punta Tremolada, un altro passo ma perde il contatto con la sfera. Poi Piazza deve scattare anche Tremolada, Ceretta, Piazza però alta, sempre mira la sbagliata da parte del Trissino quando è ora di essere decisivi. Tremolada a lottare con Tognetti, scusate, Vaghi a lottare con Tognetti, ora Ceretta in possesso, Ceretta e ancora Gioele Lazzari, poi esulta per la chiusura difensiva e poi il fallo di Vaghi ed è cartellino blu, sventolato dal direttore di gara. L'aggancio di Vaghi su Ceretta regala 2 minuti di superiorità numerica al Trissino quando mancano 11:10 al termine della gara. E allora il Trissino ha questa superiorità numerica dopo il cartellino blu sventolato a Vaghi. Vediamo come si organizza la squadra di Bertinato. Boscaro, Frank Tognetti e Ceretta sul lato destro, da questa parte invece Andrea. Boscaro, la conclusione, palo! Poi Tognetti di prima intenzione
e poi Fiazza in qualche modo, anche sfortunato il Trissino che rimane in attacco con Boscaro, ancora il rovescio, Boscaro, Reggio e non si riesce a passare dalle parti di Reggio, poi Ceretta sul pressing di Tremolada, ora 3 contro 2 in favore del Trissino. Tognetti chiama calma e allora il Seregno ha la possibilità di riorganizzarsi a livello difensivo. Boscaro, piatto e gran parata ancora da parte di Reggio, questa volta con il casco. Ancora il tiro di piatto di Edo Boscaro, l'arma principale in questo momento di power play del Trissino. Eccolo per la terza volta, ancora una volta Reggio riesce a parare e allontanare la palla più che può. Boscaro si prepara un altro blocco, Tremolada lo fa bene, si libera invece Tognetti, Reggio ancora non vuole saperne di entrare questa sfera, ancora Frank Tognetti per Andrea, cerca il secondo palo, Reggio allontana, poi si muove la porta, la conclusione di Boscaro, Reggio ancora e poi pallina allontanata, poi fuori Tremolada ed rientra Velasquez. Ceretta, blocco di Tognetti, si libera Ceretta sull'out di destra, ma il passaggio è sbagliato, recupera Lazzari, cerca di lanciare Fiazza, chiude bene Boscaro, Tognetti alza, schiaccia ancora Reggio, non è finita. Andrea Tognetti appoggia per Boscaro, è rientrato il quarto esterno del Seregno, non riesce a sfruttare la superiorità il Trissino. Boscaro se ne dirimpaglia ancora Boscaro e poi Reggio, arriva Velasquez a farla sua, ne salta uno, ne salta due, Santiago Velasquez, il contropiede con Tessarolo che la spara fuori. Che grande occasione per il Seregno, forse la migliore della gara sulla stecca di Tessarolo. Sfiora il vantaggio la squadra di Alberio nel finale di gara con Tessarolo. E attenzione perché il Trissino è ancora a 9 falli di squadra. Tognetti, eccolo il piatto, non trova però la deviazione Frank Tognetti. Tessarolo in verticale, la sponda non risponde a modo, poi Boscaro si schianta ma vince il rimpallo, pallina per Tognetti, ancora Boscaro che rientra, cerca il gancio lungo, riesce a parare ancora Reggio. Lazzari manda la palla in verticale con Velasquez che fa salire i suoi. Il blocco irregolare da parte di Tessarolo e poi Reggio chiama nuovamente e attenzione, cartellino giallo, richiamo per la panchina con un componente della panchina in piedi. Era già stato richiamata più volte la panchina bianco-verde, adesso arriva il provvedimento, quindi è cartellino giallo, il primo richiamo, lo ricordiamo, con il cambio di regolamento di quest'anno nessuno può rimanere in piedi se non l'allenatore e quindi cartellino giallo alla panchina, non al singolo componente, di conseguenza se ci dovesse essere un secondo richiamo sarebbe cartellino rosso. Possesso Trissino, Ceretta si schianta sulla difesa biancoverde, ma ancora Simone Ceretta, bravo a vincere il rimpallo, ma Tognetti non intercetta palla e poi di fatto la regala agli avversari. Tessarolo, Velasquez bravo a farla sua, allarga poi per Vaghi,
blocco di Fiazza, pallina riesce a passare sulla stecca di Tessarollo, la fa sua però Ceretta velocemente verso Andrea Tognetti, rientra bene Tognetti, viene rimontato, poi Boscaro contrastato da Velasquez, appoggio all'indietro da Ceretta, vuole rovescio da sotterra, fuori di un nulla, ma insiste il Trissino con Tognetti. Boscaro si fa anticipare da Velasquez, forse anche la stanchezza comincia a entrare in gioco. Vaghi appoggia per Velasquez, attenzione ai tagli in area di rigore sul secondo palo di Vaghi, si fa vedere ancora il 30, eccolo servito, passa su Velasquez ma non su Tognetti, allora sbaglia poi la diagonale Frank Tognetti, allora riparte il Seregno con Fiazza, si alza anche i cori per i biancoverdi. Tessarolo sulla 3/4 prova, Re Flaminio riesce a parare, ora Tognetti quasi si dimentica della pallina poi per Frank, ancora Andrea Tognetti, recupero perfetto di Velasquez, fosse prevedibili le azioni del Trissino, qui c'è il fallo da parte di Tessarolo, fallo numero 7, il Trissino è ancora a 9. È entrato anche Luca Suerte per il Trissino, a 6 dalla fine, ora Tognetti, ancora mira sbagliata da parte degli attaccanti trissinesi. Vaghi non passa su Andrea Tognetti, difende ora il Seregno, conclusione parata da Reggio. Santiago Velasquez è impartito invece il 2, è bravo a fermarlo con il pattino, ora attacca pieno organico il Trissino con Tognetti, forse sbaglia la scelta del passaggio Andrea, poteva andare più in verticale verso Ceretta che si era ben inserito. Ora Frank Tognetti questa volta cerca la giravolta, pallina che passa e Fortuna non l'ha vista passare a sua volta, poi Fiazza riesce a prendere il campo, ancora Mauro Fiazza, poi la pallina si perde sull'angolo, la recupera Ceretta, Fiazza arriva di gran carriera, attenzione Tremolada, cerca l'assist, Re Flaminio ci mette la mano e poi Ceretta 2 contro 2, attacca il Trissino con il 47, Ceretta, Reggio para Fortuna e ancora Leonardo Reggio si prende tutti gli applausi dei supporter arrivati da Seregno, ancora Tognetti chiama l'attenzione dell'arbitro e qui ancora, ma che parate sta facendo Reggio, di puro riflesso ancora una volta il portiere del Seregno, ancora il Trissino che attacca con Tognetti, la parata di Reggio, ancora Ceretta nel schiaccia, la parata di Reggio, Fortuna, ancora Leonardo Reggio, quasi non ci crede Carlo Bertinato, Velasquez la porta più lontano che può, problemi per il portiere del Seregno, ora viene chiamato, viene fermato il gioco. Forse problemi alla visiera per il portiere classe 2005 che sicuramente questa sera si è preso la scena, tanti gli interventi decisivi, eccolo qui inquadrato il portiere del Seregno. Si ricomincia con il possesso del Trissino, rimane alto in pressing il Seregno e allora si trasforma in 4 contro 3, ora Andrea Tognetti, pallina per Fortuna di prima intenzione, non riesce a girarla in porta.
Fortuna. Tognetti ancora, cerca di farla passare in qualche modo Reggio, ancora Fortuna, e sempre Reggio a schermare le offensive e i tiri da pochi passi del Trissino. Ora Tognetti cerca il tunnel, pallina che finisce sulla stecca di Fortuna. Tognetti a rimorchio per Ceretta, tutto il Seregno all'interno della propria tre quarti. Conclusione da fuori, respinta, Piazza, forse c'era fallo, non secondo l'arbitro. Senza lottare con Tognetti, poi Ceretta può prendere campo il 47, spinto anche da Bertinato. Tognetti, ecco il piatto alto, poi se la accomoda Vaghi, Tremolada cerca di farsi vedere in avanti per dare uno scarico alto per i suoi. Eccolo il 33, giro della porta, attaccato da Ceretta solo per un attimo, fa respirare i suoi adesso Tremolada, appoggiandolo da Fiazza, alza e schiaccia, passa, Fiazza l'assist, la chiusura no look quasi di Tognetti, poi sbaglia il passaggio Tremolada, Fortuna si allarga sulla destra, Fortuna cerca la pallina a rimorchio, chiude ancora Fiazza e poi Vaghi in avanti, di fatto la regala a Ceretta, prova il rovescio, respinto da Reggio, poi Vaghi la mette giù. 2 minuti e 20 al termine, la conclusione di Velasquez, respinta da Fortuna, poi riesce a farla passare sull'angolo opposto, riparte Andrea Tognetti, si difende il Seregno, Tognetti deve saltare Tremolada, lunghe leve del 33 non permettono a Tognetti di farla franca sulla destra. Ceretta, Tognetti occupa l'area adesso, Fortuna, Tognetti, ecco il rovescio, forse l'ha addirittura parata Ceretta, incredibile. Un colpo probabilmente sul braccio del 47. Però la palla ce l'ha il Trissino. Ora Moresco viene chiamato addirittura da Alberto Fabris sul banco di gara, colloquio tra i due. Per ora è punizione in favore del Trissino, con Fortuna che occupa l'area per sporcare la visuale di Reggio. Lotta fisica con Vaghi. Sul punto di battuta invece i due Tognetti, prova Andrea Tognetti, rasoterra sul pattino di Fortuna. Poi attenzione a Velasquez, il recupero, e allora il Trissino attacca, 3 contro 2 con Tognetti, Fortuna! 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 A 103 secondi dal termine, Luca Fortuna trova il gol del vantaggio. Finale incredibile al Paladante, l'abbraccio bellissimo tra Luca Fortuna e la propria panchina. Nel finale il Trissino riesce a buttar giù il muro eretto dalla difesa del Seregno. Ci pensa Luca Suerte, ancora lui è decisivo per il Trissino, 1-0. Con Suerte che trova il quarto gol in questo girone di Coppa Italia. Però logicamente la partita non è finita, attacca il Seregno con Lazzari, buono lo sterzo, ancora Lazzari, contatto, tutto buono, e allora attacca Tognetti, porta palla il numero 5, arriva Ceretta in rimorchio, viene servito, arriva Velasquez a soffiarle, attenzione che il Trissino ancora 9 falli, non deve commettere il 10º. Lazzari, pallina a rimorchio per Tremolada, respinto, poi cade Tremolada, riparte il Trissino, 2 contro 1, Ceretta, Fortuna, ancora Reggio, e poi il fischio in ritardo di Tremolada che ora si rialza subito. Si va a sincerarsi delle condizioni anche Andrea Tognetti. Sembra comunque star bene il 33.
Vediamo se il Seregno giocherà la carta del quinto esterno. Velasquez, Vaghi, Tremolada, pallina nel mezzo, la conclusione parata da Re Flaminio. Palla gol anche per il Seregno nel finale. Ceretta, pressing alto del Seregno, gioca ai quattro cantoni adesso il Trissino. Fortuna, Ceretta, porta palla il 47, ora serve la sua tecnica per eludere gli interventi in pressing del Seregno. Tremolada non deve commettere fallo, Tognetti l'appoggia indietro per Velasquez, pallina che rimane lì, la fa sua. Fortuna, c'è Tognetti servito, arriva Reggio, Tognetti in qualche modo vince poi il contrasto e poi la sfera che arriva sull'angolo la fa sua Andrea Tognetti e allora il Trissino si porta a casa questi 3 punti, rimane in battuta nel girone di ritorno, vince 1-0 contro un ottimo Seregno. Difensivamente parlando, un'ottima gara da parte degli uomini di Alberio che ci hanno creduto fino alla fine, ma proprio nel finale è stato Luca Fortuna a buttar giù il muro eretto dalla difesa biancoverde e permettere ai suoi di trovare i 3 punti fondamentali. Ora i prossimi impegni delle due squadre, inizierà il campionato di Serie A2 con il Trissino che ospita la Telea Medical Sandrigo, mentre il Seregno dovrà vedersela a che fare a Correggio contro la squadra che momentaneamente occupa il primo posto del girone A di Coppa Italia di Serie A2. Applausi per le due formazioni che hanno messo in campo una bellissima partita. Io vi ringrazio intanto per la compagnia e vi auguro un buon proseguimento di serata.